Noi abbiamo un contributo di 800.000 euro che per comodità e per proprio condivisione con la Lega Nazionale Dilettanti abbiamo deciso di suddividere su 2 anni perché è un investimento importante. E una parte importante di questo contributo sarà destinata alla formazione, una parte alla manutenzione degli impianti che sono già esistenti e un'altra parte ovviamente per gli impianti che devono essere implementati laddove, come è stato detto quest'oggi, non si sa che ci sono oppure servono perché non sono stati mai installati. È stata presentata l'iniziativa promossa dalla FIGC Lega Nazionale Dilettanti del Friuli Venezia Giulia finalizzata alla distribuzione di defibrillatori semiautomatici esterni, DAE, nelle strutture sportive del territorio regionale. Il Friuli Venezia Giulia è all'avanguardia sul versante di determinate sensibilità. Questa riguarda la tutela della salute dei tesserati, un'iniziativa fondamentale su un problema che è un problema fisiologico. Bisogna mamparli, potenziare tutti i processi, formare le persone perché il primo intervento che possiamo ognuno di noi effettuare può veramente salvare la vita, nell'attesa ovviamente che arrivino i professionisti. Udine e il Friuli Venezia Giulia sono sempre stati molto sensibili sull'argomento, soprattutto dopo alcuni episodi in ed extracampo particolarmente dolorosi. Ci riferiamo ovviamente alle morti improvvise di Pier Mario Morosini, ex udinese durante Livorno-Pescara, e di Davide Astori durante la trasferta in Friuli. Mi sento di dire che sono onorato di rappresentare questo territorio che è così attento a tutte queste esigenze che nascono appunto dalle società, ma dall'aspetto sociale poi, perché giustamente, come ha detto il Presidente Federica, il fatto che siano state salvate 7 vite, anche se non sui campi di calcio, dimostra che questa è un'iniziativa molto importante. Un'iniziativa che pone il Friuli Venezia Giulia all'avanguardia rispetto alle altre regioni italiane e sicuramente da copiare per il resto dell'Italia. La formazione estesa ai dirigenti, ai tecnici, ai ragazzi che praticano lo sport è una formazione che poi diventa 10 volte più importante perché ne parlano a casa, ne parlano con i loro amici, verosimilmente lo postano sui social. Defibrillazione perché il defibrillatore è lo strumento che ci consente, quando indicato ma in assoluta automaticità, di revertire un ritmo cardiaco.